noi troveremo accoglienza. Abate! Abate! Chi è là? Sono il monaco Martino, in cerca di rifugio presso di voi, Adelaide, regina d'Italia. La fedele tutrice del venerabile Maiolo. Fratello, è una regina, ma è anche una donna e non può entrare nel cenobio. Ne va della vita! Aprite almeno la porta del giardino! Aprite, aprite e non temete. Omnia munda mundis, tutto è puro per i puri. Io, la regina Adelaide, chiedo rifugio presso di voi. La nostra umile dimora che vi sia di rifugio. Condivideremo il nostro misero desco. Sono tutte cose a noi grate. Dio ve ne renderà merito. Sotto la sua protezione, questo è un luogo sicuro. Di certo avrete fin d'ora la nostra fiducia e la nostra compassione. Chi dona fiducia merita rispetto. La fiducia è un bene prezioso che va ricambiato. Grazie, mia fedele ancella, per avermi nascosto agli occhi di tutti durante la nostra fuga. Ma io sono Adelaide. Io chiedo a voi asilo. Il nostro ordine è legato alla vostra famiglia da molto tempo. Non abbiate timore, qui siete a casa vostra. A fianco al cenobio una grotta usata per i nostri romitaggi. Sarà per voi la vostra casa. Intanto vogliate gradire il desco, umile ma offerto con il cuore. Questa è la grotta dei nostri romitaggi.